Gentile e rispettabile pubblico, buonasera. Oggi la marionettistica dei Fratelli Napoli di Catania, accolta come sempre all'interno del Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino, che ringraziamo nella persona del suo direttore, festeggia, facendo un ponte immaginario tra Palermo e Catania, la festa di Sant'Agata, la patrona catanese. Apriamo con questo spettacolo sia la rassegna di spettacoli ciclici di Opera dei Pupi che il Museo Internazionale delle Marionette ha organizzato per questa stagione. Secondo spettacolo del nostro centenario di attività con la Passione di Agata. Siamo entrati in questo clima attraverso le musiche di Torquato Tricomi, le musiche tradizionali dei saloni da barba, e ci continuiamo a inoltrare in questo clima perché, come facevano i pupari di tradizione catanese ai tempi dell'epoca d'oro dell'Opera dei Pupi, durante le festività agatine si interrompeva il ciclo cavalleresco per rappresentare la passione e il martirio di Sant'Agata. Abbiamo trovato tante carte manoscritte di parlatori dove questa cosa era sceneggiata a soggetto, non con copione disteso. E alla fine degli anni '80 con Fiorenzo Napoli si decise di riprendere questo momento antico della tradizione catanese. E il copione che abbiamo elaborato parte dagli atti latini di Sant'Agata, che sono considerati la fonte più attendibile per la ricostruzione della passione della Santa Martire. Ma all'interno di questo spettacolo, dove vi racconteremo ciò che le fonti ci hanno tramandato e anche particolari di tradizione popolare famosi, come quello del telaio di Sant'Agata, abbiamo inserito quelle che sono le nostre personali memorie di famiglia, tutto quello che nelle nostre famiglie si raccontava, si tramandava, si faceva ai tempi delle feste di Sant'Agata, e di ciò sono stati e saranno fedeli testimoni, come vedrete, Peppinino, la maschera tradizionale del Teatro dei Pupi catanese, e la sua famiglia, che abbiamo voluto inserire come cornice di questo racconto. Li sentirete parlare, ma sentirete vibrare le corde del nostro cuore e della nostra anima. Non abbiamo risparmiato nulla, neanche i martiri, neanche le scene del martirio, sia perché facevano parte e fanno parte di un'antica tradizione scenotecnica dell'Opera dei Pupi catanese, sia perché nel racconto dei martiri di Sant'Agata anche a noi da piccoli non è stato davvero risparmiato nulla. Secondo antiche tradizioni scenotecniche, con i preparativi di scena in fondo, con i trionfi raggianti di gloria del barocco, secondo gli antichi insegnamenti che i nostri maggiori ci hanno tramandato, vi consegniamo questa passio e siamo felici di farlo in questa città, a Palermo, non soltanto perché si alimenta, si nutre la nostra collaborazione e amicizia col Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino, ma anche perché così rendiamo omaggio a Sant'Agata, che prima di Santa Rosalia è stata, con Sant'Oliva, Santa Ninfa e Santa Cristina, una delle 4 patrone della città. A Palermo c'è una chiesa di Sant'Agata alla pedata. Seguiteci in questo racconto, celebrando assieme la nostra Santa Martire sia a Palermo che a Catania. Ringraziamo, oltre al Museo delle Marionette, anche il Comune di Catania, che ha voluto presentare pure questa diretta streaming, e ci auguriamo di trovarci insieme a voi per tutto quello che seguirà per celebrare i nostri 100 anni di attività. Grazie.
Forza carose, preparatevi, che oggi è la Serie 3 e nella macchina lo chiani Sandaida, a vedere i boom e il fuoco, e poi una macchina a sentire i cantanti. Titta, figlio, ma un negasi! E spicciate, figlio, spicciolo! Mi va datelo che bello salarato, tutto so padre, un bilere come a mia, un curazzere pare. Che mi stai vedendo? Pronto, sogno, bedagizzato, allicchittato e pulito. Ma ancora mai, e tutti gli altri fratucci chiunnichi, c'è una Ma come? c'è una bissari. Oh, io mi ero richiamato a mangiare mai sulle natazza ciccina. E magari la livetta di pastariale, capisci? A concettina buoni. Bravo, e senti, andiamo ma unne. Peppe, marito mio, tali che c'è qua, tali, che ho le che dia sono diventato stato figlio. Non voglio ancora, Tutto cosa si mangia. Buone, a cuccia! Tutti si mangiano. A cuccia, che tutti gli anche vi cascano con tutta sta cosa dolce. Mi piace. Allora, stiamo a fare, Cannella, va! Senti Peppi, io non ci scinno piano. Ma come? Ancora mai impastare la pasta a scacciata a tu, ma non ci scinno, poi? ancora non è tempo. Ma che ti noiano, che mi canto dei bommi. E poi come ci dico a titta, doppia maricchie che non mi intonano. E tu mi buffonia, e mi fa ruffare, mizzica. Io mi stai in ma e poi c'è un fritto fuori. Inditolo, ancora di pomi si canta, bagliolo, e su scendi frito, su scendi frito vi pozzo ti mettiamo un cappotto, e poi non sai che sempre fa freddo io non risandaita, io ci voglio dire, Ognano, tu stai dicendo però, tu mi prometti tu, ma tu mi stai buttando, Modo che sei più liscio, lo corramano, lo comune di Catania, modo non fa lo spetto, ma cara tu quando eri ne te scandava, che ti parevano che di bombi erano i bombardamenti che facevano i 4 motori americani, lo capisti? Anzi, state moto, e pipa. Allora, se cose stanno così, sapete che facciamo stasera? Che facciamo? Aiutiamo tutta pare a fare a scacciare a Oma. Poi prepariamo i petali dei giorni per quando domani Santa Tuzza passa di cassotta e io vi conto a Gianni e Nichi la vera storia della nostra Santa Martire Catanese. Giusto stasera ma io a bere lo vedevo per da Napoli la consolazione. Mitica papà, bella da vera cominciata, cuta camminata, mi piace. Però, mi raccomando, Peppe, non fare solo tutto. Non contare i picciriggi tutte le cose dei martiri, che poi a devozza si possono impressionare, ma fanno a pendoletto, poi mi mangiano tutte le lenzuola, ce l'hai a lavare. Ma Cammela, ma io ce l'hai a contare magari queste cose. Perché la storia di Sant'Aida è una storia bella, terribile, di fidi, di eroismo. Sant'Aida Tuzza aveva 15 anni appena quando da gran cosa tinta di 15 anni a perseguitavo e la figlia soffre assai. Perciò ora, carose, ora io me ne assettare tutte vicino alla conga e io comincio a contare, Senti sto robo? Ma come? Ma allora stasera non siamo noi, e i bombi, voglio sentire i bombi, pim bombami. Sì, mizzica, moto state, moto, Cammela, metti giù un fucile. Moto. Stasera ne stiamo intra. Ma come? Sì, intra. Moto. Domani, quando è giorno, che tanto voi scuola non ne vedi. Non ne mangiate e manco ci potete dire. Ne siamo tutto presto. Ne vestiamo e ne andiamo a vedere nascere da cammaretta. Ne vedremo mettere su per la vara con tutto scrigno e reliqui e quando comincia il giro di anno 4 perché arrottate perché Sant'Aida o 4 è do popolo io 5 è da chiesa. E domani mattina, se hai voglia di sentire i bombi, poi ti faccio sentire quanto ora. Bene, volendo, forza, arriviamo nella casa. Avanti, forza. Bim bum narriamo la storia
della passione della Beatissima Vergine Martire Agata, che soffrì nella provincia di Sicilia, nella città di Catania, il 5 febbraio, al tempo di Decio imperatore, quando egli fu console per la terza volta. Silvano, hai tu visto quella bellissima fanciulla di stirpe greca chiamata Agata? Ella si distingue tra tutte le coetanee per straordinaria bellezza, per ricchezze e per nobilissimi natali. Ed io ardo dalla brama di possederla. Con ogni mezzo metterei le mie mani su di lei e sulle sue ricchezze. Mio nobile Quinziano, e tu sei proconsole della provincia di Sicilia. Non c'è nulla che tu non possa fare e dimostreresti al popolo che puoi sottomettere al tuo volere anche chi appartiene alle più illustri famiglie. Tu sai che la fanciulla è cristiana. Lo so. Ho cercato in ogni modo di attirarla a me e di indurla ai miei desideri. Ho passato notti insonni e giorni interi ad escogitare le vie più opportune per appagare la mia passione, ma non ho ottenuto frutto alcuno. Ah, via, mio consolare, ma perché affliggerti così quando hai un utilissimo pretesto per tenerla in pugno? Decio, nostro Cesare imperatore, ha proclamato un editto. Chiunque si professi cristiano deve essere condannato ad acerba morte se non ritratta e sacrifica gli dei. Falla arrestare, perché appartenente a quella setta sacrilega. Ti sarà più facile piegarla. Così dici? Allora disponi tu stesso con la cura che ti è consueta in queste faccende, affinché i lettori vadano a prenderla nella sua dimora di Galermo, dove ella si è ritirata nell'intento di sfuggirmi. Via, subito! Ave, mio consolare. Falconio! Ave, proconsole Quinziano. Ave, introduci subito la matrona Afrodisia. Quella matrona, Afrodisia. Sì, consolare Quinziano. E qui da un pezzo. Quale fretta di ricevermi? Cosa vuoi da me, Lucio Quinziano? Ormai credo di essere troppo vecchia per destare le tue attenzioni. Ascoltami, Afrodisia. Ti consegnerò una bellissima fanciulla. Tu e le tue 9 figlie, con le arti di cui siete maestre, dovete distoglierla dalle dottrine cristiane e convincerla a sacrificare agli dei, ma soprattutto dovete fare in modo che si conceda a me. Non datele tregua, blanditela, lusingatela, offritele done e sprecate allettamenti. Se sarà necessario, spaventatela con aspre minacce,
fatele intravedere i tormenti più terribili, ma mutatene i sentimenti. Quella donna deve essere mia. Ti concedo 30 giorni di tempo. Non temere, Lucio Quinziano. Tu ben conosci Afrodisia. Quando voglio, so dar vita anche alle pietre. Santa Iatuzza nella cammaredda, passa la vista sulla solidda, preia, travaglia e canta e cresci bedda. E lo cielo ci ridi, mia tidda, ci ridi di lo cielo lo Signore, unico so bene, unico so amore. Signore, Signore mio Dio, tu, sin dalla fanciullezza, mi ritenesti degna di sottomettere e calpestare il nemico che ci combatte nel corpo e si serve delle membra umane e della natura contro la stessa natura. Tu, che sei amante del genere umano e del bene, tu, che conosci la sincerità del mio amore verso di te. Sii compagno, ti prego. Sii compagno nella lotta e accogli la sorgente di queste mie lacrime che sgorgano dall'intimo del cuore. E dammi la vittoria contro di lui. Oh misericordioso, oh Signore Santissimo, tu che per amor nostro hai assunto la nostra carne. È questo la cosa? Sì, è questo! Aprite! Aprite, presto! Presto, dico! Entriamo! Non conosci l'editto dell'imperatore? Un decreto è stato promulgato contro di te, e da Cesare e dal proconsole Quinziano, perché tu non sacrifichi agli dei che adora Augusto, né li onori secondo il patrio costume. Se immolerai agli dei, noi ti condurremo con gloria e onore al consolare, altrimenti egli ti infliggerà gravi ed acerbe pene. Subito dovrai seguirci al suo cospetto. Oh Signore Gesù Cristo, tu vedi il mio cuore, tu conosci il mio desiderio, tu reggimi, custodiscimi contro il tiranno. Sono qui, sono la tua pecorella. Ora, per il grande e sublime tuo nome, nel quale io ho condotto una vita pura e casta, ti prego, fa presto, accogli le mie lacrime e fammi degna di vincere il demonio. Oh, non più parole! Seguici! Per amore di Cristo, mio dolcissimo sposo, ho combattuto per la pudicizia, ho vinto e calpestato il demonio, istigatore di ogni innequizia e seminatore tenebroso di ogni sventura. Te ne ringrazio, mio Dio. Adesso, avendo come testimone il Re immortale, il Signore nostro Gesù Cristo, circondato dalle sue legioni di angeli, lo farò, sì, affronterò la morte. Sono pronta.
Soldati, prendetela e portatela via! E tre ordini, Falconio, avanti! Vieni con noi! E cammina! Cammina, sempre! La consegnava una femmina tinta, sperta delle spirtizie dello munno, che giorno e notte ci restava un pinta, e a tutte l'arte so ci desi funno, e ci appezzavo chiudi in misisano, 20 anni c'è lo bello conziano. Dunque non sei riuscita nemmeno a scalfire la sua irritante cucciutaggine, il suo animo pervicace. Afrodisia, tu mi deludi, anzi mi hai già profondamente deluso. Ottimo proconsole. È più facile rammollire le pietre e mutare il ferro in piombo che distogliere l'animo di codesta vergine dall'idea cristiana. Io e le mie figlie, senza mai cessare, giorno e notte, nient'altro abbiamo fatto se non provarci a piegare il suo animo per farla acconsentire al buon consiglio. Ma hai fatto quanto ti ho detto? Le ho offerto gemme, ornamenti rari e vesti in tessuto d'oro. Le ho promesso palazzi e ville e gli ho messo dinanzi agli occhi mobili preziosi e schiavi d'ogni sesso ed età. Ma disprezzò tutte queste cose, come la terra che calpesta sotto i suoi piedi. E l'avete minacciato? Ma certo, mio consolare. Vuoi sapere la sua risposta? Ella, di famiglia greca, ben conosce l'arte della retorica. La mia mente è saldamente fondata in Cristo. Le vostre parole sono venti, le vostre promesse piogge, le vostre minacce fiumi, che per quanto imperversino contro i fondamenti della mia casa, essa non potrà cadere, fondata com'è sopra pietra ben ferma. Allora basta così. Saprò io come piegarla questa fanciullo che mi respinge come amante e che con la sua ostinazione umilia e offende in me l'orgoglio e il potere di Roma. Silvano, stendi l'atto di accusa e provvedi affinché sia subito condotta in tribunale. Aida Edda, davanti a Cunziano, sirena e ardente d'amore divino, con l'occhi guarda lontano lontano, e di onta l'arma si senti vicino. Senti la grazia che la tiene forte, pronta a soffrire, magari, la morte. Di che condizione sei tu? Non solo nata libera, ma di nobile e ricchissima famiglia, come attesta tutta la mia parentela. E se attesti di essere libera e nobile, perché mostri di vivere e vestire da schiava? Perché sono serva di Cristo,
Per questo mostro di essere schiava. Ma se veramente sei libera e nobile, perché volerti fare schiava? La massima libertà e nobiltà in questo consistono, nel dimostrare di essere servi del mio Cristo. E che dunque? Allora noi che disprezziamo la servitù di Cristo e pratichiamo il culto degli dei, forse non siamo liberi? La vostra libertà vi trascina una schiavitù così grande che non solo vi fa servi del peccato, ma vi sottomette ai legni, alle pietre. Voi rendete l'onore che si deve a Dio, a esecrabili idoli cesellati e levigati, fusi e modellati dall'uomo, riponendo stoltamente in esseri senza vita la speranza della salvezza e procurandovi gloria nella vostra vergogna. È ben chiaro che tu scegli di subire vari tormenti. Tu che mi esasperi con le ripetute offese dei tuoi discorsi. Tutto ciò che con forsennate parole avrai bestemmiato, aspre pene potranno vendicarlo, ma dimmi prima che si venga ai tormenti, perché disprezzi la venerazione degli dei? Non dire degli dei, piuttosto dici dei demoni. Demoni sono infatti questi le cui immagini voi raffigurate in statue di bronzo e le cui facce di gesso e di marmo coprite d'oro. Scegli ora una delle due, a tuo piacere, o da stolte incorrere in varie pene tra i condannati, o da saggia e nobile, come la natura ti ha fatto. Sacrifica gli dei onnipotenti, che sono veri dei, come dimostra la loro vera divinità. Allora sia tua moglie tale quale la tua dea Venere, e tu sii tale quale fu Giove tuo Dio. Io, da parte mia, non mi vergogno di professare la fede del mio Cristo. Non osare cianciare così oltraggiosamente in disprezzo del tuo giudice. Silvano, schiaffeggia questa sfrontata. Hai detto che sono tuoi dei, quelli che la vera divinità mostra di esser tali. Allora sia tua moglie tale quale Venere, e tu come Giove, affinché anche voi possiate essere computati nel numero dei vostri dei. E poi mi meraviglio che tu, uomo saggio, sia giunto a così grande stoltezza da stimare tuoi dei quelli la cui vita non vorresti che imitasse tua moglie, e da dire che ti fa ingiuria chi ti augura di vivere secondo il loro esempio. Ma se infatti sono veri dei, ti ho augurato bene, dicendoti che la tua vita sia tale quale si dice sia stata la loro. Se poi hai in orrore la loro compagnia, sei d'accordo con me? Dici dunque che essi sono tanto pessimi e tanto vili che volendo offendere qualcuno basta augurargli di essere tale e quale fu esecrabile la loro vita? Oh, che questo profluvio di parole! O sacrifichi agli dei, o ti farò perire con vari supplizi. Se mi condanni alle fiere, queste, al solo udire il nome del mio Cristo, si faranno mansuete. E se mi darai alle fiamme, gli angeli dal cielo mi appresteranno rugiada di salvezza. E se mi infliggerai piaghe e percosse, io ho dentro di me lo Spirito Santo che mi darà la forza di disprezzare tutti i tuoi tormenti.
sia rinchiusa in un oscuro carcere. Rifletti, rifletti, o Agata, e pentiti. Così potrai sfuggire agli orribili tormenti che tutta ti dilanieranno. Tu, ministro di Satana, tu pentiti! Così solo potrai sfuggire ai tormenti eterni. Basta così! Trascinatela in carcere con le catene ai piedi. Oh Signore, tu hai salvato la mia verginità e la mia saggezza. Adesso sii anche tu colui che porterà a termine il mio agone e fammi giungere alla fine del combattimento con pazienza, mostrandoti compiacente con me per la gloria del tuo nome, poiché a te solo, Dio mio, a te solo offro il mio agone. Oh, troppo abbiamo noi pazientato. Via, toglietemela dinanzi. Una notte in cielo raffredderà i bollori di questa furia. Via! Cunziano misi mano alle torturi, enta la culio la fici turciri, e ad idda, spasimanti di dolori, rinnega a Cristo ci tornava a dire, pensa alla vita, gran pazza che sì, dillo una buona volta, dillo di sì. Dunque, che cosa hai deciso per la tua salvezza? La mia salvezza è Cristo. Ma fino a quando, infelice, trascinerai ancora il tuo vano proposito? Nega Cristo e comincia ad adorare gli dèi. Abbi riguardo alla tua giovinezza, a che tu non sia distrutta da una morte prematura. Tu rinnega i tuoi dei, che sono pietre e legni, e adora il vero Dio, creatore di tutte le cose che anche te, Quinziano, ha creato. Se lo avrai disprezzato, soggiacerai a severissime pene al fuoco eterno. Piccola serpe, così disprezzi il riguardo che finora ho avuto per te. Ma ti schiaccerò la testa. Voi, presto! Denudatela! Sospendetela sull'eculeo! E straziatela! Ai tuoi ordini. Sì. Agata, abbandona quest'idea
Così solo salverai la vita! I tuoi tormenti mi apportano gioia e vita. Mentre soffro tanti mali da te ordinati, io esulto, Quinziano, in queste pene. Io provo tanta gioia come chi sente una buona notizia o come chi vede colui che da gran tempo ha desiderato o come chi trova molti tesori. Così anch'io, posta in queste sofferenze di poca durata, gioisco. Infatti, non può il frumento essere conservato nel granaio se prima il suo involucro non sia stato aspramente maltrattato e ridotto in pula. Così anche l'anima mia non può entrare nel paradiso del Signore con la palma del martirio, se prima non avrai fatto minutamente dilaniare il mio corpo dai carnefici. E allora ti accontenterò. Esiste per te una tortura perfetta. Voi, tiratela giù! Silvano, fai disporre a vergogna di questo scellerato e ad ammonimento per gli adepti della setta cristiana il supplizio delle mammelle nella pubblica piazza. Si esegua! Arse di sdegno Cunziano tutto, c'è disse sto martirio perfetto. Dissi e chiamavo un surdatazzo brutto per la tortura amara di Lupetto. Saccio che sei buono travagliare, Lupetto a picca, tu ci scippare. So che sai lavorare bene. Tortura i seni. Poi, dopo averli lungamente tormentati, strappagliene del tutto. Ma poco a poco. Sì, mio consolare. So bene fare il mio lavoro.
Sì. Così. Ora l'altro. Empio, crudele, disumano tiranno. Non hai avuto rossore di strappare in una donna ciò che tu stesso succhiasti nella madre tua. Ma io ho altre mammelle intatte nell'intimo dell'anima mia, con le quali nutro tutti i miei sentimenti e che fin dall'infanzia ho consacrato a Cristo Signore. E tu non puoi vederle, né potrai giammai reciderle. Rinchiudetela di nuovo in carcere. Nessun medico si avvicinarlo. Non le si diano né acqua né pane. Muoia sola e abbandonata. Votava mezzanotte in tal'oscuro, lumi si vistidaita d'accanto. Veneva un caroseggio muro muro, con una facciuzza d'ancileggio santo, che portava lo lumi e con la mano chiamava un bicchiereddo più lontano. Vergine Agata, sono un medico.
sebbene il folle consolare abbia troppo incrudelito contro di te con terribili strazi corporali, tu con le tue risposte gli hai inflitto più gravi pene. Perciò egli, struggendosi di rabbia di fronte alla tua fortezza e furente per la sconfitta, ricorse nei tuoi riguardi all'inumano taglio delle mammelle. E poiché egli ti ha torturato e fatto strappare il seno, la sua ubertà gli si è cambiata in fiele e l'anima sua sarà condannata ad amarezza eterna. Tu invece entrerai nelle gioie festose dei santi. Poiché io ero presente quando tu soffrivi tali cose, osservai e mi accorsi che le tue mammelle possono ricevere cura e salvezza. E per questo sono venuto qui. Mai ho apprestato al mio corpo medicina terrena e sarebbe vergognoso perdere ora il costume che mi ha governato fin dalla mia prima infanzia e che con il tempo e l'abitudine mi si è rafforzato in natura. Anch'io, come te, sono cristiano e posso guarirti perché conosco bene l'arte medica. Non volere avere rossore di me. E che rossore posso avere io di te, che sei già troppo avanzato in età e poi, sebbene io sia fanciulla, il mio corpo è talmente lacerato che le mie stesse piaghe non mi lasciano pensare cose di cui si possa arrossire. Ma ti ringrazio, grazie buon padre, perché ti sei degnato di avere per me tanta sollecitudine. Questo tuttavia ti ripeto, che il mio corpo non sarà mai toccato da medicine fatte da uomini. Ma perché non permetti che io ti curi? Perché ho per Salvatore il mio Signore Gesù Cristo, che con la sola parola cura ogni cosa e la sola sua voce tutto ristora. Egli, se vuole, può risanare me, indegna sua serva. E proprio lui mi mandò a te. Cosa? Infatti, io sono il suo apostolo e nel nome di lui tu sei risanata. Signore, ti rendo grazie. Grazie, Signore Gesù Cristo. Grazie, perché ti sei ricordato di me e mi mandasti il tuo apostolo, che mi ha fortificata e ha risanato le mie membra. Agato! Agato! I guardiani scappano impauriti! Hanno lasciato il carcere aperto! Agata, presto! Fuggi! Mettiti in salvo! No,
non mi avvenga mai questo, che io perda la corona dei miei combattimenti e metta in grave pericolo coloro che mi custodivano. Anzi, aiutata dal mio Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, persevererò a testimoniare colui che mi ha fatta salva e che mi ha consolato. Ancora cossun nomo. Ancora piste. Ora vedremo chi aiuto te manna. Stai a dare torture mai visti e sbruffanta la rabbia e comanna di ardere una carcara a fuoco ardente su tanzolaro di grasti pungenti. Sono trascorsi 4 giorni. Fino a quando ti farai pazza a persistere nel disprezzo dell'editto degli invitti imperatori? E mola gli dei, altrimenti sappi che sarai sottoposta a più gravi tormenti. Tutte le tue parole sono insensate, vane, inique. Gli editti dei tuoi imperatori appestano persino l'aria. È per questo che sei misero e senza intelletto, che infatti vuole invocare in suo aiuto una pietra e non il vero sommo Dio che si è degnato di curarmi da ogni piaga da te inflittami e perfino di ridonare al mio corpo perfettamente integra la mia mammella. E chi è che ti ha curato? Il mio Signore, Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente, giacché in Lui sperò il mio cuore e fui aiutata e rifiorì la mia carne. Ancora ardisce invocare Cristo, di cui io aborrisco persino di sentirne il nome. Io confesso Cristo con le labbra e col cuore non cesserò mai di invocarlo. Ora vedrò se il tuo Cristo ti curerà. Carnefice, siano sparsi a terra su una fornace cocci aguzzi e sotto i cocci siano messi carboni ardenti e questa vi sia rivoltata a corpo nudo. Via, presto! Per il suo pudore offeso. Agata, tieni, copri il tuo corpo con questo velo che ti getto. Grazie, donna. Non dimenticherò questo tuo gesto. Quando sarò entrata
nel regno dei cieli. Che succede? Gli dai ci sono contro! Proconsole, libera la fanciulla! Liberala! Questo supplizio non può essere giusto! Se il vulcano tuona proprio in questo momento! Aiuto! Ascoltaci! Popolo di Catania! Silenzio! Calma! È una terra vulcanica questa! Non è certo la prima volta che l'Etna fa sentire la sua voce! Tiranno! Tu tormenti con ammistrezzi la serva di Dio! Oh sì! E per causa tua ci troviamo in grave pericolo! Non vogliamo altri martiri a Catania! Libera Agatha! Libera Agatha! Non sia mai che sia di nuovo condotta in carcere! Pensiano, mi darò la fuga da una porta segreta, mi impadronirò di tutti i suoi beni, ne occuperò le proprietà e arresterò tutti quelli della sua sciagurata parentela! Ah, sì! Proprio per non essere ammazzato, scappavo di una portella di segreto. Scappavo e aveva Satanasso al lato, cabbiare lui un talusimeto. L'arco al corpo a mare trascinavo, a Satanassa l'armo ci consignavo. Fermati, dannata bestia! Fermati! Sei la mia unica salvezza! Fermati! Fermati, maledetti cristiani! Sciagurata! Scappa, maledetto! Fermati tu! Fermati! Fatti cavalcare! Devo scappare da questi luoghi! Maledetta bestia che non sei altro! Fermati, ti dico! Fermati! Aida preia con le razze aperte, l'occhio all'uccello e lo cuore ci canta. Canta l'ultimo canto di l'amore, che ormai si sente vicina allo Signore.
Signore, che mi hai creato e mi hai custodito dalla mia infanzia e che nella giovinezza mi hai fatto agire virilmente. Tu che togliesti da me l'amore del secolo, che preservasti il mio corpo dalla contaminazione, che mi facesti vincere i tormenti del carnefice, il ferro, il fuoco e le catene, che mi donasti fra i tormenti la virtù della pazienza. Ti prego di accogliere ora il mio spirito, perché è già tempo che io lasci questo mondo per tuo comando e giunga alla tua misericordia. Agata, mente santa, spontaneo onore a Dio e liberazione della patria!
Carosi, e chi sta che vi contai è la vera storia della nostra Santa Martire Agata, patrona di Catania. E guardatela quanto è bella, e avete due occhi che parlano tostiti. Siamo tutti davanti tutti! Cittadini! Cittadini! Tutti davanti tutti! E viva Sant'Aida! E viva Sant'Aida! Ed eccoci ancora qua al Museo Internazionale delle Marionette con questa sacra rappresentazione della nostra Santa Martire Agata. Sempre grati a questa organizzazione che in questo momento particolare di pandemia ha sostenuto non solo noi ma anche tutte le altre compagnie di pupari. E questo è un atto estremamente generoso e ringraziamo il direttore del Museo Internazionale delle Marionette e tutto lo staff amministrativo e tecnico per come si sono spesi veramente con grandi energie a sostegno di questa causa che è anche appunto il compito dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari. Come sempre lieti, la marionettistica dei Fratelli Napoli è qui con i nostri pupi in questo luogo per noi molto caro e pieno di ricordi, con le nuove generazioni che man mano crescono e si rinnovano sostituendo quelle che non ci sono più. Quindi i Fratelli Napoli a partire da Giacomo Anastasi, il professore Alessandro Napoli, colonna insostituibile della nostra compagnia, Giuseppe Napoli, capomaniante, Davide Parraturi. Questa volta abbiamo anche l'onore e il pregio, come sempre, di aver avuto con noi Tiziana Giletto, che con la sua professionalità, con la sua bravura, è stata la voce di Agata, la protagonista dello spettacolo. Tiziana Giletto, Martina Sapienza, Roberta Laudani, Dario, direttore di scena, Marco Magnante, Agnese Parratrice, i nostri bimbi da Fiorenzo Napoli. A tutti voi un cordiale buonasera e un appuntamento per la ripresa degli spettacoli epici e di altre sacre rappresentazioni. Grazie, buonasera a tutti. Grazie.